Gentili telespettatori, l'Andrea di Prepari Sociale continua, siamo a Xtra Production e reincontriamo il re del gin tonic. Già l'altra volta vi ha insegnato come fare l'unico vero gin. Acqua brillante liquaro più gin la muerte in 3 versioni. Ma ovviamente un re ne sa di ogni e oggi ci racconterà un altro aneddoto. Prego. Allora, prego, io ragazzi sono 3 anni che vivo in camper e come lavoro non faccio un cazzo. E fai vedere. Quindi quando non ho finito di non fare un cazzo un giorno, mi fermo e continuo il giorno dopo a non fare un cazzo. Scusami King, non è che non fai un cazzo, sei il king del gin tonic. Sì, però ovviamente io faccio un personaggio ed ho anche una piccola pagina, un format che si chiama Caghiamo in camper con Robby Menez guardando fuori. Perché se volete venire a vedere un Andiamo, secondo, grazie di questo scoop, andiamo. Questo è il camper del re del gin tonic, vediamo. Vi faccio vedere una cosa. Caghiamo in ecco. Allora, non guardate. Madonna. Lì c'è il bagno. Voglio il camper anch'io, altro che la casa, ragazzi. Lì c'è il bagno. Io quando mi metto a cagare, è bellissimo. Quando mi metto a cagare, io questa finestra qui vedo fuori, quello che c'è fuori. Cioè io sono lì che cago. Guarda, scusa, posso un attimo salire un secondo? Sì, ragazzi, guarda. guarda, un attimo solo. Ora, io salgo, guardate, salgo. Questo è il bagno, giusto? Questo è il bagno. Sì. Praticamente, posso aprirlo? Sì, apri. Io apro il bagno. Premi un attimo la porta. Ah, ok, ecco, perfetto. Guardate, no, non gli manca niente, Vabbè, qua c'è un riferimento a un fallo, così. Ok, praticamente, ecco, il water, vedete, è qui. Mi siedo, guarda, solo un secondo. Uno si siede qui, ovviamente per fare i suoi bisogni, e cosa succede? Che guarda giusto King, sì, guarda fuori dalla finestra e ammira il paesaggio ecco, e King, puoi farlo tu un attimo questo gesto? Sì. Così mi fai vedere il pubblico. Ecco, vediamo un attimo come allora, è geniale. Io ovviamente mi prendo il telefono, mi siedo nel cesso, apro questa qui che così mi blocca la porta, vedi? Mi siedo nel cesso e guardo fuori. Esatto, così ecco. Vedete, ecco. Questa è vita, ragazzi. Questa qui mi ha fatto libidine, doppia scoprire libidine. una cosa. Che fare questo format qui mi ha portato molti follower. Un giorno stavo facendo una puntata e in fianco a me si parcheggiò una Dacia. Ah, ecco, esatto. Allora io quando ho visto lo stemma della Dacia mi è venuta in mente una cosa e dopo te la regalo anche. Mi è venuta in mente una cosa, dico, cazzo, la devo fare, chiamo il mio amico che ha il macchinario laser che fa i portachiavi e ho fatto questo qui. Il stemma della Dacia Diocan. Moro, Diocane. Beh, lo stemma della Dacia, Diocan. Ragazzi, This is International. La Dacia, no, ragazzi, è bellissimo. Diocan. No, ma sei un visionario comunque, tu pensa ragazzi. Che il ragazzo, quello che stampava sta roba qui, essendo una persona di chiesa, il titolare gli ha detto no guarda è perché si chiama Johan, quello che mi ha commissionato è alla Dacia, perché se gli dicevo che se collegava la scritta Dio Can non me li avrebbe e invece fatti. noi di Preisti diciamo Diocan. Oggi che è domenica, Diocan, Diohane dicono a Firenze, giusto? Sì. Ecco, però avete visto l'ingegnosità? Ragazzi, lui vive come un re.
questa è la vita. Intanto col gin tonic già sei in paradiso e in più, capito? Perché poi tante volte nel bagno, quando sei al bagno, è dove nascono le idee, attenzione, sì. è vero, cioè dove nascono, dove uno pensa così, lui guarda A fuori. volte vengono fuori stronzate, a volte vengono fuori grandi idee. Esatto. Dio no, questa è bellissima. Questo te lo regalo, un omaggio mio. Grazie Re, questo lo metterò per sempre come mio portachiavi, simbolo del dipreismo, perché il dipreismo, ricordatevi, il dipreismo è per tutte le razze, per tutti i colori, ma il dipreismo non accetterà mai al suo interno i cattolici, non i cristiani, i cattolici. Ma io nessun... Se sei cattolico, il dipreismo non ti vuole. Ricordatelo bene questo, se sei cattolico, Dio cane, il dipreismo non ti vuole, perché vuol dire che sei falso, sei un pedofilo, sei un ipocrita, sei una testa di cazzo, sei un ladro che prendi l'8 per 1000 e rubi le chiese, è vero o no? Sì, Fate schifo, le chiese vanno trasformate in baccanali di preisti. Ecco, e poi attenzione, anche visivamente è un re. Voi sapete che nel passato i re fiorentini avevano la barba che era simbolo di autorevolezza, di potere, così. Grazie infinite di questo omaggio che conserverò gelosamente e me lo porterò a Dio. Dalla Dacia comunque nasce una macchina che era stata un po' bistrattata, la Dacia, ti ricordi? Sì. Ecco, e lui l'ha trasformata in meglio di una Porsche, ragazzi. Dio casa, è bellissimo. Qui andiamo di nuovo sullo Zenit di Belgrado, sono sicuro, la squadra russa, come quando... Sì, beh, allora questo qui è l'ultimo che ho fatto, è la vedova nera, perché rispecchia il mio carattere. La vedova nera è un ragno che va via, ti evita, non cerca il contatto, però se tu gli rompi i coglioni diventa letale. Letale. E attenzione, la vedova nera, l'ho visto in America, fa dei salti enormi. Ragazzi, la vedova nera, se si incazza, fa dei salti, ma da qua a là. È vero o no? Sì, È incredibile come animale. Quindi è vero, cioè, come tutte le persone buone, però sai, i furbetti, la gente cattiva pensa di essere furba, ma quando i buoni si incazzano, mi danno una lezione che ve la ricorderete per sempre. Capito, cari preti? Aspetta, ti faccio vedere una cosa, perché tu sei avvocato, però io ho il mio avvocato personale di fiducia, esatto, che vince tutte le cause e a volte non ti fa neanche arrivare in tribunale se non passi prima del pronto soccorso. Te lo faccio vedere, te lo presento. Questo è l'avvocato di Robby Jimenez. No ragazzi, Madonna ragazzi, è stupendo, è vero. Ragazzi, in un mondo in cui la legge ormai non c'è più giustizia, questo è l'avvocato migliore dell'avvocato. Con questo, ragazzi, con questo non vai neanche in tribunale con questo. No. Io ottieni subito giustizia. Forse se ce la fai arrivi in pronto soccorso. Avvocato di Robby Jimenez. Forse guardate, proprio tranquillo proprio, giusto? Quindi ragazzi, uomo avvisato, mezzo salvato. Attenzione all'avvocato di Robby Jimenez, attenzione. Dio, che Wunderkammer, che meraviglia. E Monarca, vediamo solo Lillo un secondo anche, sì. Vediamo. Aspetta. Chissà i fatti contenti di vederlo anche qui, vediamo. Guarda, dietro qui, vedi il coso? Questo qui è il mio Dio. È morto 3 anni fa. Però era buono, era un cane speciale. E ti dico una cosa, fai benissimo perché niente come il cane, veramente, il cane dimostra, per me il cane è spirituale, il cane dimostra un affetto verso il suo amico, perché io non lo chiamo padrone, che è devastante, il cane muore. Padrone non mi piace dirlo, per il suo bambososo compagno di giochi. Hai fatto benissimo a metterlo. Lillo, per me Lillo
è più, cioè è come una persona, Lillo è, è l'humanitas, le cose giuste, capito questo? Guarda, sei veramente sei proprio un re all'Amleto, capito? Quante verità, ragazze e ragazzi, ma anche adulti, imparate dal monarca come io sto imparando da lui e trovo riscontro anche nel mio vissuto perché è davvero così, è davvero così. Monarca, ci sarebbero moltissime altre cose da approfondire, lo faremo ovviamente partendo dal tuo gin tonic, Certo. mentre la gentilezza, perché questa è musica, queste sono parole da re. Dio cane, Dio Han. Grazie ancora, un bacio a Lillo che ci guarda dall'alto, dall'alto. Sicuramente. Esatto, e complimenti ancora a Monarca e un saluto a tutti i suoi fan, bravi che avete capito da che parte stanno le cose giuste, il bene, l'autentico bene. Non il bene retorico del cazzo. Guarda, Lillo su TikTok ha circa 3000 follower. Perché? Perché purtroppo non mostra né tette né culi e non fa la troia. però comunque ha quasi 3000 follower. Lillo e Sharon influencer. Ragazzi, su Instagram ormai è incredibile. Una volta c'erano solo alcune, adesso è un continuo, è un tripudio di te, è una roba impressionante. Sì, È impressionante, sì, capito? Bene, grazie ancora per il regalo. Re, ti ringrazio ancora. E quante, è vero no, facciamo un applauso. Grazie ragazzi. Grazie King. Alla prossima per assaggiare il gin tonic fatto da te. Va bene? Intanto proverò a farlo anch'io seguendo i suoi ingredienti, ma oh ragazzi, il gin tonic, ragazzi, vi cambia la vita, ve la cambia, ve la cambia. Siete tristi, fatevi il gin tonic come vi ha detto lui e vedrete che succede, ripartite come in Formula 1. Grazie Re del Gin. Ciao, questo è Di Pepe il Sociale, grazie XNAB Production.